Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento ultimo settimanale di Autodaffè, ultimo anche della stagione estiva. Ci sentiamo e ci rivediamo con settembre. Ultimo incontro quindi anche per il venerdì con il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia dell'Università Bocconi, in collegamento con noi. Buongiorno professore, grazie per essere Buongiorno a con voi noi. tutti. Buongiorno. Allora, quest'oggi partiamo dalla chiusura del vertice NATO di Ankara, che ti ha ricordato qualcosa che è accaduto in passato. È anche un articolo che tu avevi scritto nell'ormai lontano, ma per molti versi vicino, 2013, per il settimanale Panorama, in occasione di un'altra serie di vicende internazionali. Il motivo per cui queste vicende internazionali ti hanno richiamato all'attualità ce lo spieghi tra poco, ti lascio subito la parola. Intanto però metto due spunti di discussione. Il testo della dichiarazione finale con cui si è chiuso il vertice NATO in Turchia ribadisce che la minaccia a lungo termine è la Russia per la sicurezza e per la stabilità euro-atlantica. Nel 2025 gli alleati europei dell'Alleanza Atlantica e il Canada hanno aumentato gli investimenti nella difesa di oltre 139 miliardi di dollari e hanno annunciato ad Ankara nuovi appalti per oltre 50 miliardi di dollari. Come dicevamo, il nemico a medio-lungo termine è la Russia, è il nemico dell'Alleanza Atlantica, ribadisce il vertice NATO, e l'Ucraina è il punto chiave della difesa transatlantica, della sicurezza transatlantica. Gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità, integrità territoriale. Gli alleati europei. Cosa voglia dire alleati europei nell'ambito della NATO si può capire. Cosa sia l'Europa e l'Unione Europea e la Commissione è tutto un altro paio di maniche. Da questo punto di vista butto là un'altra cosa che c'entra fino a un certo punto con questa vicenda. C'entra perché si parla tanto di investimenti, di difesa, no? Di investimenti nella difesa. La stessa Alleanza Atlantica ha buttato là le cifre che abbiamo ricordato poco fa. Sulla questione degli investimenti più in generale e del debito, c'è una proposta che non so quanto possa essere solida o se sia una proposta concreta e quanta strada potrà fare, però la Spagna ha proposto di creare fino a 850 miliardi di euro all'anno di debito comune europeo per fornire prestiti ai Paesi membri. Nell'Eurogruppo non molti sono stati entusiasti, ma l'Italia invece si è schierata a favore della proposta spagnola di emettere debito comune aggiuntivo in sede Unione Europea fino a 850 miliardi di euro all'anno. Ti lascio subito la parola, professore. Perché questa situazione attuale ti ha ricordato ciò che analizzavi nel 2013? Allora, credo che il vero nemico oggi della NATO e dell'Unione Europea sia sostanzialmente la stupidità. La stupidità è un nemico terribile perché non si può combattere contro la stupidità. La stupidità è la rappresentazione della stupidità, come diceva lo storico Cipolla, lo stupido è la persona più pericolosa al mondo. Noi qui ne abbiamo due in particolare, uno che si chiama Rutte e l'altro che si chiama Ursula von der Leyen. Questi due soggetti non hanno la minima idea della storia, delle problematiche, di come la storia si evolve, e quindi andare a dire che la Russia è il principale ostacolo allo sviluppo dell'Europa significa ammettere una sudditanza assoluta nei confronti degli Stati Uniti. Ora, il tema dell'Ucraina è un tema che viene sempre aggirato in modo ipocrita e colpevole. Alla caduta del muro di Berlino, Gorbaciov fece un accordo con Reagan e poi con Clinton, che un accordo non formale, un accordo non scritto, ma un accordo fra loro verbale, che impegnava la NATO a non espandersi nei territori lasciati liberi dalla Russia. Questo è stato immediatamente abbandonato e c'è stato un progressivo processo di accerchiamento alla Russia che, a ridosso della caduta del muro di Berlino, ha avuto come governante una persona pessima come Yeltsin, e quindi soltanto nel 2000 va
al governo Putin. E Putin viene da esperienze molto forti e quindi la Russia ha sempre vissuto questo accerchiamento. La Russia non ha mai attaccato nessuno, è stata attaccata ma non ha mai attaccato nessuno. Questo è importante per fare capire. Che cosa succede? Succede che la situazione nel dopoguerra, dopo caduta del muro di Berlino, gli Stati Uniti hanno un obiettivo molto preciso, che è quello di arrivare a una aggregazione del Medio Oriente, quindi attaccano l'Afghanistan, l'Iraq su prove false e poi cercano in un qualche modo di arrivare all'Iran. Non ce la fanno, c'è la crisi di Lehman Brothers nel 2008 e nel 2013 appare nel 2012 c'erano state le elezioni negli Stati Uniti ed erano in concorrenza Romney e Obama. Romney era finanziato dalla vedova, anzi ancora vivo, Adelson, il sionista vicino al re dei casinò, che finanziò Romney, il quale in campagna elettorale metteva come obiettivo prioritario la guerra all'Iran. Poi che cosa successe? Che vinse Obama e della guerra all'Iran non ne parlò più nessuno. Da notare che a settembre del 2012, prima delle elezioni, Netanyahu andò all'ONU mostrando un grafico in cui affermava che mancava solo un mese al fatto che l'Iran arrivasse alla bomba atomica. Nel 2013 che cosa succede? Ed è stato l'elemento che ha dato spunto all'articolo di cui ti parlavo. Nel 2013, in agosto, Shalom Bernanke il 1 agosto dichiara che non avrebbe più fatto il quantitative easing. Poi il 31 agosto dichiara che invece l'avrebbe rifatto. Allora io mi sono domandato a quel tempo, ma che cosa è successo? Che Bernanke nel giro di un mese dice che non fa più il quantitative easing e poi dopo lo fa. Che cosa è successo? Era successo questo il 15-17 agosto, e cioè che Obama, la Francia e l'Inghilterra avevano dichiarato guerra ad Assad di Siria con l'accusa che Assad aveva fatto scoppiare delle armi chimiche per distruggere gli avversari. E lì venne fuori Putin, il quale disse: signori, io ho le prove che sono stati gli altri e non Assad a fare questa operazione. L'operazione era funzionale ad attaccare la Siria e dalla Siria arrivare all'Iran. Putin diventa un problema e nel ottobre-novembre del 2013 Obama incarica Victoria Nuland, neocon delle più famigerate, perché aveva partecipato agli attacchi dell'Iraq, dell'Afghanistan, era una, fra virgolette, combattente. Il marito della Nuland diceva che gli americani venivano da Marte e gli europei venivano da Venere, con un senso di disprezzo. La Nuland interviene e l'obiettivo è quello di creare l'Ucraina una situazione contro la Russia, per mettere contro la Russia e per fare irrigidire, fra virgolette, ed impaurire la Russia. Che cosa fa la Nuland? Fa cadere il presidente regolarmente eletto Poroshenko, ne mette su un altro a favore che fa esattamente quello che gli chiedono gli Stati Uniti. Che cosa succede? Che viene intercettata una telefonata fra l'ambasciatore americano in Ucraina e la Nuland, il quale chiede alla Nuland dell'Europa che cosa dobbiamo fare, e la Nuland testualmente gli dice che se ne fotta. E che cosa succede? Che dal 2014 viene avviata una fortissima azione di fortificazione del Donbass, come vediamo adesso è il risultato di quelle operazioni. Il Donbass viene armato, viene attuata una linea difensiva in cemento armato, vengono fatte, e contemporaneamente si fa un'azione di, tra virgolette, distruzione dei russofoni nella zona del Donbass, quindi azioni fatte
peraltro da quella compagnia nazista che poi fu ancora una parte importante della guerra in Ucraina. Questo che cosa comportò? Un progressiva situazione di annientamento dei russofoni nella zona del Donbass, la cui lingua ufficiale era il russo, non l'ucraino. I libri in russo vennero sostituiti da libri ucraini, le scuole non si parlò più il russo ma l'ucraino, e questo portò a una crescente conflittualità e quindi spinse Putin all'idea di attaccare l'Ucraina. Questa idea in realtà venne fermata con gli accordi di Minsk nel 2022, quando ci fu l'accordo di rendere il Donbass, fra virgolette, indipendente dall'Ucraina. L'accordo era fra Zelensky e Putin, e qui intervenne l'Inghilterra, che ha sempre avuto un rapporto di odio fortissimo nei confronti della Russia, nella persona di Boris Johnson, il premier inglese, il quale disse a Zelensky: no, tu devi fare la guerra e continuare la guerra perché noi ti aiuteremo. Questa è stata la realtà. Putin a questo punto ha fallito e ha attaccato l'Ucraina, ma l'attacco all'Ucraina, per quanto criminale sia, è una conseguenza di un'azione a sua volta criminale da parte degli Stati Uniti di provocazione nei confronti della Russia. Questa è la realtà dei fatti. Ora, noi ci stiamo trascinando in questa situazione in cui stiamo ponendo sanzioni su sanzioni a Putin, ma di fatto sono sanzioni che facciamo a noi stessi, perché anziché comprare il gas e il petrolio russo, lo andiamo a comprare a 5 volte superiori da quello americano. Siamo diventati una sorta di Unione Europea persiana non nel senso geografico né nel senso etimologico, persiana nel senso di tappeto. Questa Unione Europea è un tappeto che si snoda in modo vergognoso di fronte ai diktat degli Stati Uniti. Prima di Biden, la Ursula von der Leyen ha sempre fatto tutto quello che voleva Biden, anche contro l'evidenza e contro la stupidità di quello che le veniva richiesto. E adesso c'è Trump. A Trump non agisce per conto suo da solo. Trump è governato ancora una volta dai neocon e dalle enormi finanze che sostengono Israele, e questo giustifica la posizione di difficoltà che l'Europa e l'Italia ha anche nei confronti delle posizioni di Israele, nei quali risulta sempre più evidente una sollevazione di opinioni per dare evidenza al genocidio, ai massacri che sono stati fatti, e quindi si fanno 20 e passa sanzioni alla Russia e non si dice nulla su Israele, su quello che sta facendo, e quindi è abbastanza evidente quello che colpisce all'interno dell'Unione Europea è che alcuni, come Sanchez, lo dicono. Sanchez si è chiaramente distaccato anche dalla richiesta di fondi militari. Attenzione, noi dovremmo accantonare fondi militari per comprare armi dagli Stati Uniti, cioè noi non siamo più un alleati, siamo dei servi. Questa è la realtà, e i servi vanno trattati come devono essere trattati sostanzialmente, no? Quindi questa situazione, che è estremamente grave, e capita in un contesto in cui i sistemi culturali, i sistemi dirigenziali dell'Europa, compreso il nostro paese, sono al collasso. Questo perché? Perché la storia, come si verifica da 2000 anni a questa parte, le civiltà hanno dei processi di crescita, di adeguamento, di ottimizzazione e poi di decrescita, e così è stato per l'impero romano, quello d'Oriente e quello d'Occidente, così è stato per l'impero russo, cioè arrivi a una situazione di crescita e poi collassi. E il collasso si verifica, come scrive Toynbee, che è stato ripreso adesso, cominciano a riprendere i grandi studiosi della storia delle civiltà, delle evoluzioni delle civiltà, e Toynbee diceva: le società, le civiltà non muoiono per omicidio,
ma muoiono per suicidio, perché che cosa succede? Che a un certo punto la classe dirigente di un paese tende ad ossificarsi e quindi viene progressivamente a mancare di creatività, cioè di capacità di affrontare le sfide nuove con criteri nuovi, ma rimane ancorata al passato e quindi risulta incapace di definire delle strategie, incapace di definire dei percorsi di crescita, perché tu non puoi risolvere i problemi con gli stessi criteri che hanno creato quei problemi. E quindi è del tutto evidente che questa situazione è un indicatore di un sistema di collasso. Noi abbiamo i Macron, abbiamo i Merz, ricordo, è stato presidente di BlackRock, quindi ha dei precedenti, tra virgolette, non indifferenti per quanto riguarda le sue posizioni culturali. Stiamo assistendo adesso a una crescita molto forte di Alice Weidel, quella di Alternative AfD, für Deutschland. Alternative für Deutschland, sì. Alternativa per la Germania, che rivendica la posizione di indipendenza rispetto anche la Germania, rispetto a Israele, rispetto alla NATO, rispetto agli Stati Uniti. Ricordo che Merz ha stanziato 1.000 miliardi per la ricostruzione di un esercito che dovrebbe risultare uno tra i più importanti del mondo. Ma per far che cosa? Ma il problema è sempre qua. Abbiamo iniziato dicendo che abbiamo a che fare con degli stupidi. Cioè, come puoi pensare che la Russia, che è in difficoltà con l'Ucraina, si metta in testa di attaccare il Portogallo? Ma chi? Ma come? Ma quando? Ma non esiste questo mondo qua, insomma, no? È funzionale da parte degli Stati Uniti e da parte di quell'imbecille che li rappresenta come Rutte di far sì che l'Europa si stacchi sempre di più dalla Russia. La Russia, che è naturalmente un Stato europeo, come la storia ha dimostrato, ha creato i suoi letterati, i suoi scienziati, la sua storia, la sua musica, i suoi artisti, sono fondamentalmente europei, insomma, no? Quindi questo rappresenta un grande problema. Il grande problema è a questo punto la classe dirigente. La classe dirigente di un paese oggi, che sia la Francia, che sia l'Italia, che siano gli altri paesi come la Germania, è una classe dirigente che è inadeguata e colpevolmente incapace di affrontare i problemi. Noi lo vediamo drammaticamente nel nostro paese. La Meloni è una donna intelligente, è una donna capace che ha saputo aggregare consenso attorno a lei, ma il problema della Meloni è che ha dovuto sottostare a una forma di raccolta di persone, nominandole in varie posizioni, scegliendole con il principio dell'appartenenza, non con il principio del merito. Per cui noi abbiamo una scuola di ministri che oggettivamente mostrano delle difficoltà importanti. Io non li sto a nominare uno per uno, ma da Giuli piuttosto che dalla Bernini, piuttosto che da D'Urso, piuttosto l'unico che riesce a stare a galla nella difficoltà, nel mare magnum delle difficoltà è Giorgetti, no? Che però anche lui ha le sue competenze e mostra la difficoltà di affrontare il vero problema del paese, che è la riduzione del debito. E qui torniamo a un punto di partenza. Sì. E cioè la democrazia cristiana venne sempre accusata da Berlinguer che poi avrebbero fatto la stessa cosa una volta al potere nelle regioni, guarda l'Emilia, guarda la Toscana, guarda le Marche, guarda l'Abruzzo, eccetera, avrebbero fatto esattamente la stessa cosa, che è il male italiano, che è quello del clientelismo. Che cosa succede? Che il clientelismo da parte della politica è funzionale a concedere al clientes, no, dei favori, che sono favori di finanziare una bocciofila, favori di finanziare una fondazione, favori di finanziare un ente di qualsiasi tipo, favori nel favorire il passaggio di persone che occupano ruoli di dominanza, ruoli di potere.
che in questa situazione il problema, come è stato evidenziato in questi anni, è fondamentalmente l'uso della spesa pubblica, cioè si usa la spesa pubblica per favorire gli amici degli amici, anche quando gli amici degli amici sono delle merdi incompetenti. Prova ne sia che la spesa pubblica fatta pari a 100 per il 90% è spesa corrente, solo 10% è spesa per investimento. E questo è una mossa, una garrota, perché la spesa corrente è spesa per finanziare degli ospedali, finanziare delle associazioni, finanziare degli amici degli amici. Qui Ecco, abbiamo professore, una serie... no, Sì. non era per interromperti, ma perché hai messo tantissimi argomenti di discussione stimolante e interessante in questi 20 minuti. Ne mancano meno di 10, per cui io mi permetto di interromperti solo a fini di interlocuzione, di dialogo, di approfondimento di quello che hai detto, che trovo estremamente interessante. Tu saprai naturalmente che la tua posizione sulla questione NATO e Russia è esattamente all'opposto della vulgata dominante, no? Per cui il nostro nemico è la Russia, la NATO deve armarsi, dobbiamo investire nella difesa, eccetera, eccetera. Tutti temi altamente discutibili, però sembra che discutere di quello sia come discutere portare il cane o bestemmiare in chiesa, no? Esattamente come per le cose che riguardano l'Unione Europea. Sulla questione Stati Uniti e Israele invece io devo manifestare le mie perplessità circa il tuo punto di vista, e lo faccio come sempre in maniera estremamente chiara, perché la discussione tra di noi, sai, su questo punto molto spesso non coincide come punti di vista. E io sono convinto che la variabile israeliana nei rapporti con gli Stati Uniti sia una variabile storica che riguarda tanto il Partito Democratico quanto il Partito Repubblicano, cioè gli Stati Uniti sono sempre stati amici di Israele da un punto di vista di schieramento internazionale. Quanto a Israele in sé, nasce nel 1948 e deve far subito fronte a un mondo arabo che lo vuole distruggere dal primo giorno in cui nasce, e questo ha condizionato tutta la sua vita fino ad oggi. Viene terribilmente attaccato il 7 di ottobre e risponde. Che questa risposta sia classificabile come genocidio, per me no, perché il genocidio è un'altra cosa, è la volontà di distruggere completamente un popolo, come fu nel caso del genocidio armeno da parte dei turchi e come fu nel caso proprio degli ebrei in Europa, da parte di Hitler soprattutto, no? Da parte dei nazisti. Ecco, questo per me è genocidio. Non a caso il lemma genocidio fu coniato in relazione a questi due fatti tragici del Novecento. Il primo, il genocidio armeno, che fu la base, tra l'altro, della persecuzione contro gli ebrei, perché i gerarchi, o meglio, non i gerarchi, chiedo scusa, i vertici militari tedeschi andarono a comandare le truppe turche per portare a termine il genocidio armeno. Questo, diciamo, è documentato, è poco conosciuto, è poco valorizzato, ma accadde così. E lo stesso Hitler prese a modello il genocidio armeno. Quello è una volontà di distruggere completamente un popolo. I turchi lo volevano fare perché volevano trovare le loro radici che non avevano, precedenti a quelle degli armeni nella terra armena. Qui andremo lontano, però per me genocidio su Gaza non ci sta come definizione. Possiamo discutere sulla violenza e sulla proporzionalità della risposta, però è il frutto di una vicenda statuale, quella di Israele, che è stata tragica fin dall'inizio, perché nel 1948, nonostante la decisione delle Nazioni Unite, il mondo arabo, gli stati arabi non accettano la nascita di Israele, e questo condizionerà tutto il resto. Fatto salvo questo, però, gli altri temi che tu hai enunciato sono estremamente interessanti. Come dicevo prima, tu vai contro la vulgata dominante circa i rapporti tra Europa, NATO e Russia. Dal mio punto di vista, invece, bisognerebbe cercare di badare agli interessi. Qual è l'interesse europeo, quindi all'interno dell'Europa il nostro, nei rapporti con la Russia? Mi pare chiaro che non è quello di considerarla un nemico anche quando non lo è, no? Oggettivamente. No, è così. E circa il quadro interno, mi permetto un'ultima notazione. Tu hai parlato giustamente di spartizione, di clientelismo. La partitocrazia e il manuale Cencelli valgono ancora oggi esattamente come prima, solo che una volta c'erano i boiardi di Stato che qualcosa capivano, erano lottizzati, avevano la targhetta di sopra, ma qualcosa capivano.
Adesso molto spesso, non dico che ci siano totali incompetenti in tutti i settori, però le nomine vengono fatte con molta più leggerezza e sempre con lo stesso criterio dell'appartenenza e della targhetta di sopra. Quindi la spartizione, il clientelismo, la partitocrazia sono forti esattamente come prima. Prima c'erano dei boiardi, li chiamavano così, che capivano qualcosa. Adesso un po' meno, diciamo statisticamente, numericamente, a occhio, no? Che ne dici? Sì, ma questo fa parte, come dicevo, del processo di degenerazione di una società o di una civiltà, che come ho detto, ha scritto i grandi studiosi Mm, della storia, una società collassa perché determinate caratteristiche vengono portate all'eccesso. E cioè quando tu hai il boiardo, ancora, ma mm. se tu al posto del boiardo, in un sistema di decadenza complessiva, metti una persona che vale meno del boiardo, quella persona al posto di quello che era un boiardo chiamerà Eh, delle persone ancora sì, di più basso appunto. livello. Quindi il processo, che è grave di per sé, diventa degenerante quando al boiardo si sostituiscono delle persone di più basso valore. Ora, volevo fare una considerazione Sì, su Israele. L'Italia è stata una sponda fondamentale per Israele, perché tramite l'Italia e i porti italiani vennero favoriti i passaggi di tutti gli ebrei che venivano dall'Europa, eccetera, per mandarli in Palestina. Quindi l'Italia ebbe un ruolo estremamente importante. Quello che io dico è che oggettivamente, tornando alla Russia, è un problema, ma allo stesso modo venne dichiarato che era un problema l'Afghanistan, perché c'era Obama, che non si è mai trovato. Venne dichiarato che era un problema l'Iraq, perché c'aveva delle prove di distruzione di massa, cosa che non venne mai trovata. Cioè i pericoli si creano. sì, Hanno sì. creato il problema dell'Afghanistan, hanno creato il problema dell'Iraq, creano il problema dell'Iran. Quando l'Ayatollah Khamenei aveva fatto una fatua in cui diceva che la bomba atomica non si sarebbe mai dovuta fare, questa è la realtà dei fatti, insomma, no? Quindi hanno arricchito, ma la fatua di Khamenei era quella di dire noi la bomba atomica non la vogliamo, insomma, no? Quindi i pericoli si creano. Il fatto di dire che Putin è un problema, Putin non è un problema per gli Stati Uniti, è un problema per gli altri, è un problema per l'Inghilterra, ma non è un problema per noi italiani che abbiamo sempre avuto un rapporto. Andreotti, che era una persona abile nel muoversi nel mondo internazionale, trattava i russi come trattava gli americani, cioè riusciva a stare in mezzo a tutti e due, insomma, no? Lo stesso Berlusconi riuscì a invitare Putin a Porto di Mare per dire Putin entra nel G7. Berlusconi aveva avuto una grande visione da questo punto di vista, no? Che poi non è stata seguita. Allora, com'è possibile che Berlusconi dice Putin è uno dei nostri, lo mettiamo nel G7 e adesso viene a dire che Putin è un problema dell'Europa, insomma, no? Cioè è abbastanza evidente che questa è una forma di ricatto nei confronti del nostro paese. Israele è stato ed è un grande paese. Io ho scritto un pezzo sul fatto che le start-up israeliane sono un modello, perché noi abbiamo un modello di piccole e medie imprese e Israele vive grazie a piccole e medie imprese che vanno avanti. Il problema di Israele è un problema politico, perché tu hai una maggioranza Mm. con Netanyahu di estrema destra. Questa estrema destra con Ben Gvir e Smotrich, Ben Gvir ha brindato a champagne all'introduzione della pena di morte per i palestinesi, solo dei palestinesi. No? Quindi tu hai questi soggetti, il Ben Gvir che ti va a dire per ogni morte israeliana ne vogliamo 1000 nel Libano. Ora, oggettivamente sono persone, tra virgolette, non normali, usiamo questo termine, sono stati condannati dal Tribunale Penale Internazionale, Ben Gvir gli è Sì. stato interdetto la visita negli Stati Uniti, insomma sono figure, tra virgolette, pericolose. Questi hanno l'idea
Poi io non diciamo so pure, professore, manifestano chiaramente che il tempo del grande Israele che va dal Tigre all'Eufrate, diciamo pure, dal Nilo all'Eufrate. Diciamo pure criticabilissimi, ma questo è in ambito democratico possibile. Israele è una democrazia, quindi la democrazia comporta anche il fatto che perfino le opinioni estreme e posizioni estreme possano assurgere a un valore qualora la popolazione le riconosca e le legittimi fondamentalmente come tale, perché Benjamin Netanyahu non è mal visto dalla popolazione israeliana in questo contesto e in questa fase. Qui apriremo un dibattito molto fertile. No, quello che vorrei dire è che no? Io ho una profonda stima per gli ebrei. Sì, gli ebrei sono stati fondamentali, e parliamo di Einstein, parliamo di Hannah Arendt, parliamo di Sabine, hanno dato al mondo occidentale delle risposte dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista della storia, che hanno consentito alla storia di andare avanti, sono stati fondamentali per la loro presenza. Quindi quello che succede adesso, l'idea è che Israele riesca a trovare un equilibrio con un popolo che ha di fronte, che è molto difficile e rischia, fra virgolette, la sua sopravvivenza. Allora, questa è la realtà. Professore, per cui dobbiamo salutarci, ma solo per questioni di tempo, sono già le 11:02. Io ti ringrazio per tutta questa lunga stagione, ormai sono tanti anni che ci conosciamo, che parliamo in radio, e la tua rubrica è un punto fondamentale dell'agenda settimanale per quel che mi riguarda, quindi io ti ringrazio davvero. Ci diamo appuntamento a settembre e saluto tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie al professor Fabrizio Pezzani. Saluto a tutti e buona giornata. Grazie. Intanto, ciao Giulio. Grazie Fabrizio. Intanto proprio a flash, Mario Orfeo lascia Repubblica. Leonardo Maria Del Vecchio, che è neo editore del Quotidiano Nazionale, come sapete, è stato ricevuto da Giorgia Meloni. Repubblica, forse l'editore greco che si è comprato il tutto vuole solo la radio e la TV e molla il quotidiano. Angelucci forse compra Repubblica, c'è già il giornale Libero, il Tempo, eccetera. O forse Repubblica se la compra proprio Leonardo Maria Del Vecchio, Quotidiano Nazionale. Chi lo sa. Nel frattempo però Lirio Abbate, ex direttore dell'Espresso, firma di Repubblica, lascia Repubblica e va a Il Giornale di Tommaso Cerno. Fate voi tutte le varie somme possibili. Bello, un bello scenario si prospetta in quello che rimane dei giornali italiani. Buona mattina a tutti. Sammy, naturalmente Varin, pronto a piombare qui in diretta, e io devo fare ancora un minuto di ritardo perché sennò non sono contento, e se non arrivo a 11:04 non sono contento, caro Sammy. Un saluto a tutti. Avete ascoltato Autodafè.